Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Sicilia 24 Focus. Acciughe, alice o come si chiamano comunemente a Catania, masculine. È sempre lui, il piccoletto, il pesce azzurro del Mediterraneo, un tempo cibo povero, oggi celebrato anche nei ristoranti stellati. Pesce azzurro sano e almeno fino adesso a buon mercato, ma c'è un ma, il cambiamento climatico ne minaccia la sopravvivenza. Acciughe è in fuga e l'allarme lanciato qualche giorno fa da Confcooperative, Federagripesca, come le galline del famoso cartone per bambini. Anche le alici sono in fuga, come tutti gli animali in cerca di cibo, e vanno al largo. È una migrazione forzata che mette in crisi l'intero mercato, i prezzi salgono, la distribuzione resta incerta e i pescatori segnalano e fanno i conti con un mare sempre più imprevedibile. Di questo e di tanto altro parleremo con i nostri ospiti, che vi presento subito. Abbiamo in collegamento Nino Accetta, presidente Confcooperative e Federagripesca di Sicilia. Benvenuto. E l'altro signore, questo invece ve lo presento visto che è collegato, Salvatore Di Mercurio, pescatore di Marzamemi. Benvenuto signor Salvatore. Buongiorno. Andiamo adesso invece da Nino Accetta, presidente di Confcooperative Sicilia. Eccolo qua, mi sente? Ecco, no, non la sentiamo, deve attivare l'audio. Allora, vediamo se riusciamo a parlare con Nino Accetta, presidente Confcooperative e Federagripesca Sicilia, che proprio qualche giorno fa ha lanciato questo allarme, l'ha intitolato con un titolo che abbiamo ripreso Acciughe in fuga, perché c'è questa migrazione forzata. Allora, Nino Accetta, perché le acciughe se ne vanno e dove vanno? No, continuiamo a non sentirla, Poco fa funzionava, sono sempre questi scherzi. Allora, vediamo se riesce a parlare? No, allora, vediamo se la regia riesce a sistemare. Allora, andiamo da Salvatore Di Mercurio, che è un pescatore, ogni giorno va a pesca. Quanti anni ha lei, signor Salvatore? 77. 77, complimenti. E va a pesca da quanto? Da quando da bambino. Da quando sono nato, voleva dire. È una tradizione che si tramanda dai padri di mio padre, che faceva lo stesso lavoro con la lampara, perciò ce l'ha tramandato mio padre, un mestiere che è una tradizione, anzi ora ormai sembra sud e uno quando va a mare non sa, come si vuol dire, che pesce prendere perché non c'è niente da prendere. Quindi Ormai lei, diciamo l'anno che, scorso, ecco, al di là delle spiegazioni scientifiche che adesso ci darà Confcooperative, lei conferma, visto che è il suo lavoro quotidiano tutti i giorni, che effettivamente non si trovano non solo le acciughe ma neanche il pesce? sì, ma perché noi siamo nati su tutti i mari qua, non siamo mai usciti, mare Marzanello, Pazzo, Golfo di Avola, di Siracusa, non siamo mai usciti, abbiamo occupato sempre la finire qua, ma ora non si riesce a trovare sardine, acciughe, sono I più difficili. le sardine era una volta una cosa che ora non si riesce nemmeno a prendere una sardina e parliamo che qua noi prendevamo migliaia e migliaia di cassette di sardine. Allora, signor Salvatore, torno da lei, la interrompo un attimo perché anche il suo audio non è perfetto, vediamo se riusciamo a migliorarlo. Intanto sentiamo Nino Accetta che ci spiega, quindi abbiamo visto la conferma direttamente da un pescatore che tipicamente andava a pesca di acciughe, ma vediamo che cosa sta succedendo nei nostri mari. Accetta. Allora, intanto buongiorno, non so se mi sentite. Sì, adesso la sentiamo. Buongiorno, grazie per l'invito e saluto anche il signor Di Mercurio che conosco personalmente da tanti anni. Lui ha già, come dire, confermato le difficoltà che un po' le marinerie siciliane e non solo stanno vivendo a causa della mancanza di pescato. Stiamo parlando delle acciughe, dei piccoli pelagici, e su questo ci fermiamo. E noi diciamo le acciughe in fuga perché in effetti
si sta verificando, questo è quello che dalla ricerca ci viene un po' detto, che questo fenomeno dell'arrivo di queste acque fredde profonde che portano nutrienti in superficie negli ultimi anni si sta abbassando notevolmente, causando l'allontanamento delle acciughe, ma non solo, in modo particolare verso mari più freschi. E questo la dice lunga su quello che si sta verificando. Le nostre imprese, ripeto, stanno soffrendo. Il signor Di Mercurio è un pescatore di piccoli pelagici e in prima persona ormai da parecchi anni vive questo fenomeno che si va aggravando di anno in anno. Gli allarmi sono stati sempre, queste situazioni sono state sempre segnalate. Noi l'abbiamo detto che il cambiamento climatico piano piano avrebbe causato danni e se non si corre ai ripari, direi irreversibili. C'era anche uno studio che avete voi reso noto, che avete diffuso, che riguarda questo fenomeno che si chiama l'upwelling, cioè questa corrente che dal basso, dalle profondità, porta in superficie il plancton, il fitoplancton, cioè tutte le sostanze nutritive di cui appunto si nutrono questi pesci, e che invece è stato sconvolto dai cambiamenti climatici, queste correnti, no? Sì, infatti io stavo proprio dicendo questo, la mancanza, questo fenomeno di riduzione di questo upwelling sta in effetti causando la mancanza di acque fredde in superficie piene di nutrienti. Questo sta causando l'allontanamento di specie che si nutrono grazie anche a queste correnti e a questi nutrienti. Questo è un po' quello che secondo me adesso va studiato meglio, e su questo è la ricerca, e a lei che ci rivolgeremo e ci rivolgiamo, che ci possa dare delle giustificazioni in merito a questi fenomeni dovuti ai cambiamenti climatici, logicamente, questo è chiaro. Allora andiamo di nuovo dal nostro Salvatore Di Mercurio, vediamo se l'audio è anche questo un po' migliorato. Lei ci stava raccontando che terza generazione di pescatori, insomma le ricorda che andava a pesca con suo papà sin da piccolissimo. Ecco, che differenze ha notato in questi anni? Quante casse di acciughe o lici pescavate anni fa e quante invece ne tirate a bordo oggi? Ma non c'è da fare nessun paragone, perché è stato, non lo so, anno dopo anno è stato dire che siamo arrivati a zero, ma non è che fare per fare tecnologia, cose, siamo arrivati a zero, siamo arrivati al punto che quest'anno non siamo riusciti e non riusciamo a coprire neanche le spese di gasolio, di contributo, per lo Stato a tutti gli aspetti siamo operativi, no? Però noi non so come dobbiamo fare per pagare il gasolio, cose così. Una volta avevamo una fonte perché a noi, come alle altre barche che sono per la pesca a circuizione, anche noi non avevamo fonte. Poi c'è stato un rimpasto di quote, quello e quell'altro, sono arrivati in 13 armatori e tutti gli altri. Cioè, noi abbiamo la rete per poter andare a tonne, per poter prendere un boccato di ossigeno. E niente, Questa è tutta la burocrazia che c'è dietro ovviamente questo settore. Le chiedo anche un'altra curiosità, una cosa che è stata appunto un altro allarme, e cioè che riguarda la pezzatura, le dimensioni. Mi conferma che le alici sono sempre più piccole? Sì, sì. Sono le acciughe, le alici che si mettevano una volta, sono ormai perché quando si prende una pezzatura, noi parliamo di pezzatura tipo come pezzatura, 60 un chilo, 61 kg, una volta si parlava 38, 39, 35, un chilo, c'è il doppio, la pezzatura è il doppio di quello che si prende adesso. Ok. Oggi, come oggi, prendere una pezzatura di 60 sono acciughe grosse.
Grazie. Allora torno da Nino Accetta perché le leggo un messaggio che un po' ci introduce ad un altro tema e ci scrive un telespettatore: ma quale cambiamento climatico è colpa delle politiche europee? I tonni sono a migliaia e loro contribuiscono alla scomparsa delle mascoline. E questo messaggio ha un grosso fondo di verità, perché è il... Certo, ma ne facciamo parlare adesso di Inaccetta, perché è il secondo allarme che voi avete lanciato, cioè quello appunto della presenza di tonni e anche di squaletti, piccole specie di squali che sono molto aumentate e che fanno anche loro razzia di ovviamente specie più piccole. È così, Accetta? Allora, io volevo intanto riprendere un attimo e partire con quello che diceva prima il signor Di Mercurio. Dice, ma prima quante acciughe si prendevano, oggi quante se ne prendono. Io ricordo a me stesso che noi da 20 anni adottiamo una politica europea che è volta alla tutela della risorsa e che non è d'accordo, ma forse abbiamo un po' esagerato, vi dico la verità. E questo mi porta sul ragionamento del tonno, perché se prima il tonno era da tutelare, oggi quasi quasi è diventato una minaccia, perché se è vero come è vero, questo ce lo dice la scienza, che consuma giornalmente il 10% del proprio peso di pesce azzurro, mi viene da pensare, poi la FAO nella conferenza che c'è stata sull'Oceano 2025 a Nizza ha detto chiaramente che il tonno ha raggiunto una sostenibilità, è la più alta sostenibilità dell'87%, quindi noi abbiamo di conseguenza i mari invasi dai tonni. Questo non fa altro che minare un equilibrio che in natura ci deve essere. Quindi ora che facciamo? È diventata una risorsa il tonno o è diventata una minaccia? Perché la domanda potrebbe essere: prima, anzi fino a oggi, siamo stati limitati nella cattura e nella possibilità di sbarcare i tonni. Domani che fanno? Ci pregheranno per prendere perché stanno facendo fuori tutto il pesce azzurro? Ecco, su questa cosa secondo me ci dobbiamo interrogare, non è una questione europea, le posso dire per quanto riguarda il tonno, ma è una questione che dobbiamo giocare dentro casa secondo quelle che sono le condizioni dettate anche dall'ICCAT sulla risorsa tonno, e vedere di trovare insieme la giusta via per fare e portare i pescatori a poter pescare, perché i pescatori hanno rispetto dell'ambiente già a priori e già di per sé, e quindi le regole adesso secondo me devono un po' essere cambiate se vogliamo far uscire da un disastro il nostro settore. Perché Allora, vede ormai tra poco ci raggiungerà un altro ospite, quindi vi prego di anche fare interventi più brevi. Quindi andiamo di nuovo da Salvatore Di Mercurio, il nostro pescatore di Marzamemi. Signor Salvatore, ma quindi acciughe non ne trovate? Trovate altri tipi di pesci? Perché si assiste a questo quasi cambio, no? Tra specie anche aliene che entrano nei nostri mari. Gli unici pesci che si potrebbero trovare oggi come oggi sono tonni. E basta, non ci sono, perché non è che noi andiamo esclusivamente per la pesca delle acciughe. Se ci vengono sugarelli, se ci vengono sgombi, basta che pesca aggiunta, perché facciamo la pesca, una pesca con la lampara. Però così abbiamo perso i pesci, abbiamo perso l'equipaggio, perché non guadagnando, signori miei, non riusciamo a trovare. Noi abbiamo regolarizzato due tunisini, ma poi abbiamo un equipaggio di tutte le qualità, perché non riusciamo automaticamente. L'equipaggio che eravamo una volta, avevamo la nostra barca, è una barca che fiora l'occhiello delle province sia di Catania che di Siracusa, il Giuseppe di Mercurio, bella e ben tenuta e tutto è vero. Però l'equipaggio che avevamo una volta non lo troviamo più, non riusciamo a trovare, a mantenere l'equipaggio, perché
non guadagnando, no, è Non importante. non guadagnate abbastanza e quindi diventa un mestiere che non è più attrattivo, e questo insieme a tutti gli altri problemi. Allora siamo in chiusura di questa prima parte, un'ultima riflessione a Nino Accetta. Allora signor Mi scuso un Salvatore, momento. io la saluto, il signor Salvatore Di Mercurio, il nostro pescatore di Marzamemi. Un'ultima riflessione a Nino Accetta proprio su questo problema anche del reclutamento del personale e poi ci fermiamo per la pubblicità. Accetta. Allora, io dico velocemente che uno dei problemi più grossi che abbiamo è quello del ricambio generazionale, che si è bloccato a una quindicina d'anni fa, dove, lo diceva lei prima, questo mestiere, questo settore non è più attrattivo, perché troppi vincoli, troppi regolamenti che non hanno regolamentato ma hanno creato divieti e di conseguenza hanno allontanato dalle attività i giovani che non vedono più in questo settore una possibilità di crescita, e quello su quale dobbiamo scommettere oggi è proprio questo, dare speranza a questo settore affinché si trovi una giusta linea per dire che questo settore è ancora vivo e non può essere abbandonato. Allora ci fermiamo in questa prima parte in cui abbiamo parlato dei problemi delle acciughe, un pesce che ancora c'è ma diventa sempre più difficile da reperire e sempre più piccolo, ma approfittiamo finché si trova sulle nostre tavole. Tra poco con noi ci sarà Sebi Sorbello, uno chef insomma, che conoscete tutti, innovativo, che sfrutta proprio le risorse dei nostri mari, che ci darà anche la sua proposta. A tra poco con Sebi Sorbello. Ed eccoci alla nostra seconda parte di questa puntata dedicata alla fuga delle acciughe. Le acciughe se ne vanno da cibo povero, oggi sono diventate un prodotto esaltato da ristoratori gourmet, chef stellati. Noi siamo adesso in collegamento con Sebi Sorbello, uno chef innovativo, ambasciatore dell'Etna, che però nei suoi piatti valorizza tra l'altro i prodotti del Mediterraneo. Benvenuto. Buon pomeriggio Lorena, buon pomeriggio ai telespettatori. Allora, c'è l'imbarazzo della scelta, sottosale, fritte, marinato al forno, le acciughe, lo sappiamo, sono buonissime in tutti i modi. Tra poco ti chiederemo cosa ci proponi tu, ma intanto volevo chiederti, da cibo povero, mi confermi che ha scalato un po' le classifiche anche dei ristoranti più rinomati? Assolutamente sì. Io ricordo che qualche anno fa ho fatto dei progetti per il Ministero delle Politiche Agricole dove promuoviamo proprio le acciughe, le specie eccedentarie, perché c'era bisogno di promuovere nelle tavole degli italiani. Oggi siamo all'effetto contrario, oggi sono entrati nella cucina di fine dining, sono nelle grandi ricette, chi va nei ristoranti importanti si aspetta di mangiare anche una grandissima acciuga siciliana. Allora dobbiamo anche sgambare subito un dilemma. Al sud c'è una lunga tradizione di conservazione delle acciughe sottosale, quindi la prima domanda è: sottosale o fresca? Ma sia sottosale che fresche. Diciamo che le nostre grandi ricette, la nostra grande tradizione siciliana e del sud dà delle ricette buonissime con le acciughe fresche, come la pasta con le alici e come le alici fritti, come hai già detto tu, oppure delle grandi ricette anche con le acciughe sottosale, no? E quindi diciamo che sono ambedue buonissime. L'importante è quale? Rispettare sempre la stagionalità e rispettare sempre il territorio, e quindi che siano acciughe siciliane, che siano acciughe pescate nei nostri mari e che siano lavorate fresche, perché l'acciuga ha una controindicazione, se la vogliamo chiamare così, o un difetto. Siccome è un pesce veramente piccolo, va o lavorato o consumato veramente fresco, perché anche con le temperature estive a 40 gradi basta 2 ore fuori dal frigorifero per dare un'acciuga pessima. Quindi quello che è importante è veramente essere celeri nelle lavorazioni, essere celeri e rispettare la catena del freddo, perché molto spesso manca a volte questo legame tra il pescatore, che fa un lavoro straordinario. Quando tu peschi un'acciuga in Sicilia esce veramente qualcosa che luccica dal mare, perché vedere un'acciuga fresca è luccicante. Ed è importante che la catena del freddo non sia mai spezzata e che arrivi nella tavola dei nostri commensali nello stesso giorno. Là gli diamo veramente un'esperienza unica.
il più fresca possibile. E poi un'altra cosa, un po' lo accennavi, visto che appunto parliamo di materie prime, di prodotti freschi, ovviamente lo potevo chiedere anche al nostro pescatore, ma tu saprai ben rispondere. Cioè forse c'è anche un po' di confusione, alice, acciughe, mascolini sono la stessa cosa, le sardine invece insomma, sono delle cugine, no? Lontane parenti. Sì, assolutamente sì. Alice, acciughe sono i mascolini, poi il nostro slang siciliano che è bellissimo. Le sarde sono un'altra specie, è sempre un pesce azzurro che ci assomiglia ma ha caratteristiche sia organolettiche, caratteristiche corporali perché è più grossa, ha più grasso totalmente diverse. Io tifo per i mascolini comunque. Tu preferisci i mascolini? Io tifo per i mascolini e preferisco. Per i mascolini. Parliamone anche dal punto di vista nutrizionale, perché tu come chef ti occupi da anni anche di alimentazione consapevole, anche dei rapporti con pazienti oncologici e con le loro famiglie, quindi sei molto attento anche a questo aspetto dei prodotti e il pesce azzurro è noto per le sue proprietà, quindi al di là della ricetta che tra poco ci dirai, lo possiamo consigliare anche da questo punto di vista. Assolutamente sì, il pesce azzurro è un pesce che ormai da tanti anni sappiamo che fa bene anche alla salute, è ricco di omega 3, quindi ha tanti veramente poteri nutrizionali che fanno bene alla nostra salute e non ha grassi saturi, quindi è veramente un pesce che va consumato e che può essere mangiato anche più volte alla settimana senza nessun problema. Allora, veniamo adesso alla tua proposta. La tua è una cucina non a chilometro zero, ma tu la definisci a chilometro illimitati. Tu proponi piatti stagionali mediterranei dove appunto si punta al rispetto delle materie prime, insomma una cucina aperta a influenze nazionali e internazionali. E quindi cosa ci proponi oggi? Un piatto da fare con le nostre acciughe? Ma io con le acciughe porto oggi un piatto che parte dalla memoria, perché la memoria è quella che sempre accompagna noi chef che studiamo. La memoria, io ricordo quando noi a casa nostra mangiavamo queste acciughe alla griglia, queste acciughe fatte al carbone, quindi ci riunivamo proprio attorno a questo, ormai si chiama barbecue, ma allora si chiamava focolaio, infatti, e si mangiavano calde appena grigliate, no? Era proprio anche un momento di raccoglimento, un momento per stare insieme, un momento di aggregazione della famiglia. E allora io propongo delle acciughe grigliate. E cosa facciamo? Prendiamo questi mascolini e li mariniamo per un'ora con olio extravergine d'oliva, della menta fresca e dell'aglio e li mettiamo a marinare. Dopodiché queste acciughe, questi mascolini, li cuociamo ai carboni. Togliamo le lische e quindi prendiamo i filetti di queste nostre alici. Sopra facciamo un'insalata di peperoni e fragole. Siamo nel periodo meraviglioso dove c'è i peperoni più buoni in Sicilia, dove ci sono le fragole nostre DOP siciliane e quindi facciamo questa insalata di peperoni grigliati sempre e poi fragole tagliate a pezzettini che verranno condite con sale, pepe e olio extravergine d'oliva. Questa insalata la poniamo sopra questi filetti di acciughe grigliate e poi la completiamo con una meravigliosa crema di mandorla pizzuta d'avola. La mandorla più invidiata nel mondo è la nostra, la siciliana, è la pizzuta d'avola e facciamo una crema con mandorla pelata bianca, quindi mandorla cruda, mettiamo del buon miele di zafferana, il nostro miele strepitoso, e la frulliamo con del latte e otteniamo una crema che metteremo per guarnire questo piatto. Io ho preso appunti mentre tu parlavi, spero l'abbiano fatto anche i nostri telespettatori. La prima parte è un po' più semplice, poi diventa un po' più complicata e anche più fantasiosa questa ricetta a base appunto di alici marinate e poi grigliate e poi accompagnate da questa insalata di peperoni grigliati e fragole e poi con la guarnizione di crema di mandorla pizzuta. Ho diciamo sintetizzato Bravissima. Bene questa ricetta, speriamo di poterla assaggiare. Ringrazio Sebi Sorbello che appunto fa di questo viaggio gastronomico la sua esperienza, anche se oggi quei viaggi gastronomici fanno anche i conti appunto come vi abbiamo raccontato con la crisi climatica. Grazie ancora Sebi Sorbello, grazie naturalmente a tutti voi. Buon pomeriggio, grazie a voi.